Regioni, capitali a rischio o impresa sardasa. Sa giunta regionali, con proponimento dell'assessore a sa programmazione e bilancio Raffaele Pacci, ad istituire un capitale di 25 milioni di euro destinato a aiutare le imprese medianas e piccas contro i rischi finanziari. L'idea è di mantenere la competitività delle aziende vertoccadas, s'ad appostare più che tutto a su aziende in grado di fare filiera, di guidare dunque su numero umano di imprenditori che va in tarrezza, aggiungendo per esempio i che lavorano in agroalimentari e dei che hanno l'idea di sviluppo internazionali. E Santa Donai ha risposto durancias a su sistema produttivo sardo, affortiendo per favorire l'occupazione. I bandas primorosas po cominzare anta essi agroalimentari, su turismo, is energias sostenibili, is trasportos e i biomaterialis. I finanziamentos sant depi torrai a tasso de mercau e con tempus longus meda, finas a 10 annos, e anta essi integraus de atterus finanziamentos de mercau. Sa giunta ad approvare is attus de indirizzo e intre 15 disi ad essi prontos a regolamento su capitali duncas ad essi operativo in maniera ufficiale possa a capo del riargio. Noas de Supranu Sulcis in su net. De Ariseru è disponibile in Sarrezza a intro de su speziali Pranu Sulcis in Regione Sardigna sa posta D a su e su stato de su Pranu straordinario su Sulcis firmau con su protocollo de intentus su 13 de Dognasanto 2012 intre governo, regioni e amministrazioni locali de su territorio. Sa relazioni a incuro de su coordinamento regionale de su Pranu Ghiau de Tore Gherchi conta de su stato dei Fainas portadas innantis in Subrano. Centros postrobus alimentaris. Po combatis is istrobus neuropsichicus de s'adolescenza e s'infanzia, in Sardigna ant nasci du centros de assistenza residenziali. Funt sempre de prus spartas ai maladias neuropsichicas, commenti per esempio is istrobus de s'alimentazione intra i giovuneddus. Annau s'assessore a sa sanidade Luisu Arro. S'ultimo attoppu de morti po anoressia in Sardigna è testimonio de un appretto a interbenni chi non si podi prus transiri. I famiglie de s'isula, chi s'agattant a depi ponni fronte a problemas de custa genia, depi tenni sa possibilità di isainas po podi fare sanare i fillus sena depi a volontare sa vida in soro andendisindi in attera zittadis. Po gusto sa giunta ad inghizzare un cammino che ad apportare a operri du centros che accaniti su problema grai in meda de sa farta de strutturas residenzialis poi minoris con strobus psichiatricus in età evolutiva e po sa formazione del personali grazie a fainas de tutorau. Ad inghizzare a ICI, a Serraus assessoriarro, su processo potorrai a qualificare i centros residenziali de salute mentali che ad allompi intre su 2015 a s'accreditu de struttura pubblicas e privadas a seconda de sa qualità di assistenza che abbisongiada. In questa maniera cercaus de essi su più possibile a costau dei famiglias che d'ogni disa gattant a carai problemas a ICI, assicurando sì un'assistenza de qualità in loco in soro. Enti lirico de Casteddu, a ex presidenti della provincia de Carboni Egreses, Tore Cherchi, danti nomenau fai parte del suo consiglio di indirizzo in sente lirico de Casteddu, in rappresentanza del suo Ministero dei Beni Culturali. S'incarico, pigau des attuali coordinatori del Suprano Sulcis e de Badas. Su consiglio di indirizzo de sente lirico ad adepivai un proponimento d'encilompia s'averiguada del suo ministero possa nomenata de successori de Mauro Meli, con incarico de sovrintendenti, possiedo iadi 32 candidaus e in mesu su Mattesi Meli. Masainas, a rinnovo del suo municipio. Su comune de Masainas ad ottenere da sa regione 700.000 euro per i trabalhos de rinnovare a tullio energetico in su palazzo municipali. Funte risorse che nell'ompiti del suo patrimonio europeo dei crescimenti regionali. In Tefainas lo ha un impianto fotovoltaico che ha permesso un risparmio a su costi dell'energia elettrica. Sa reimplazzata de ogni ventana dell'edificio con aperturas a prusi isulantis, un altro impianto di condizionamento alimentato in tre con energia autoprodusia, sa reimplazzata degli elevatori. Su progetto concordato del ufficio tecnico comunale ad ADPS posto in atto in 3 saccabu de Occanno.